Ben ritrovati dalla redazione. Trasferire i 180 migranti del Porto Vecchio a Trieste è costato ai contribuenti almeno 15.000 euro. La cifra è il risultato finale che si ottiene sommando il costo misurato per difetto di tutti i servizi messi in campo per ciò che è stato definito uno sgombero, ma che ha assunto la dimensione di un normale alleggerimento della situazione che il capoluogo giuliano vive ormai da mesi. L'operazione andata in scena ieri mattina è stata più rapida dello sgombero del Silos, con operazioni e procedure stabilite in tali occasioni filate via, come sottolineato dalla Prefettura, senza criticità. La tassa rifiuti di Gorizia è la più cara di tutta la regione. La spesa media sostenuta per la Tari da una famiglia isontina nel 2024 infatti è di 371 euro contro i 313 euro pagati dalle famiglie triestine. Seguono i contribuenti pordenonesi con una spesa media di 207 euro e quelli udinesi, ultimi in Friuli Venezia Giulia, con 186 euro, quasi il 50% di quel che si paga a Gorizia. Inaugurato ieri il nuovo studentato da 360 posti letto nell'ex Palazzo Telecom di via Bonoma Trieste. Si chiama CX Trieste Giulia ed è gestito da Campus X, operatore leader nel settore dello student housing. Il campus offre soggiorni di breve e lunga durata rivolti a studenti universitari, oltre a proporre un format alberghiero per un pubblico giovane. È il progetto più importante fra gli interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR nel porto di Trieste. La costituzione della grande stazione di Servola e dello svincolo autostradale a servizio del futuro Molo Ottavo comincia il suo percorso dopo una lunga fase di progettazione e procedure autorizzative. Invitalia ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera da 180 milioni con cui l'autorità portuale darà vita alle connessioni intermodali a servizio del Molo Ottavo che HHLA PLT Italy costruirà a partire dalla piattaforma logistica nei prossimi anni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo in prevalenza sereno, piuttosto freddo, in giornata cielo da variabile a nuvoloso, peggioramento verso sera, con precipitazioni in genere moderate e più abbondanti sulla zona orientale. La quota neve inizialmente piuttosto bassa fino a 200-300 metri circa, con possibili fasi neve e pioggia mista a neve anche in pianura, specie sull'alta pianura. Nella notte verso venerdì vento moderato da sud sulla costa e la quota neve in rialzo fino a 600-800 metri sulle prealpi, fino a 400-600 metri sulle zone alpine più interne. Temperature minime in pianura fra meno 4 e 0 gradi, sulla costa fra 2 e 6, le massime in pianura fra 7 e 10, sulla costa fra 8 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.